Nota stampa del sindaco Miccichè sui ritardi dei lavori della consegna del viadotto Morandi. Negli ultimi anni, afferma il sindaco, molti incontri cordiali e numerose strette di mano si sono susseguite tra i vertici di ANAS e il sindaco stesso, ma resta ancora senza risposta alla domanda fondamentale: quando sarà riaperto interamente il viadotto Morandi Manfredi consegnato alla città? Siamo consapevoli, afferma il sindaco, che i tempi di completamento del viadotto non saranno comparabili a quelli del ponte di Genova, ricostruito in tempi record, ma è inammissibile che questi lavori si protraggano indefinitivamente senza date. La città di Agrigento ha il diritto di sapere cosa è accaduto dall'11 gennaio 2022, data in cui, durante una riunione con la quarta commissione della Regione Sicilia, l'ingegnere Raffaele Clelia dell'ANAS ha dichiarato che erano stati stanziati 47 milioni di euro suddivisi in 5 contratti e che i lavori di messa in sicurezza delle pile più critiche, con un costo di 3 milioni di euro riferiti al primo e secondo contratto, avevano consentito la parziale apertura del ponte con il transito di soli mezzi leggeri. Si attendeva, continua il sindaco, il completamento del terzo contratto entro l'estate del 2022, la riapertura totale del ponte, inclusi gli interventi su Agragas 2, entro gennaio 2023. Ad oggi, purtroppo, nonostante numerosi sopralluoghi, incluso quello del recente 3 settembre 2024, le informazioni fornite dall'ANAS non fanno sperare in una rapida conclusione. Secondo quanto comunicato, i lavori strutturali per i primi 3 appalti hanno riguardato il risanamento di 102 pile binate, sono stati ultimati, mentre i lavori di ripristino degli impalcati, il rinforzo dei pulvini e la sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Agragas 1 affidati all'impresa Valori aprile del 2021 hanno subito rallentamenti a causa del rinvenimento di ulteriori danni ai pulvini stessi, richiedendo un'ulteriore variante tecnica. Inoltre si stanno affrontando criticità legate all'inerzia dell'impresa esecutrice. Per quanto riguarda, continua il sindaco, il viadotto Agragas 2, i lavori sono stati affidati nel giugno del 2022 a un raggruppamento temporaneo di imprese e attualmente il cantiere operativo sulla carreggiata in direzione di Agrigento, con il traffico deviato in doppio senso sulla carreggiata in direzione Trapani. Anche qui si è reso necessario redigere una parizia di varante e l'intimazione dei lavori è prevista per il secondo semestre del 2025. È chiaro che non solo le previsioni per la riapertura nel gennaio 2023 sono state disattese, ma ora si parla addirittura di una conclusione entro il secondo semestre 2025. Il sindaco Miccichè ha commentato: ritengo dettagliata la relazione ottenuta dall'ANAS, che traccia lo stato attuale dei lavori e prevede la loro conclusione. Tuttavia non possiamo ritenerci soddisfatti, perché è impensabile affrontare il 2025, anno in cui Agrigento sarà capitale italiana della cultura, privati di un'arteria fondamentale come il viadotto Morandi. Chiederemo inoltre l'intervento dell'assessorato alle infrastrutture e della mobilità della regione siciliana per supportarci nella richiesta di un'accelerazione dei lavori affinché si interventa con urgenza per il bene della nostra terra.